Ciao a tutti carissimi amici del Go. C'è un detto zen che dice: prima del cammino per l'illuminazione le montagne sono montagne e i fiumi sono fiumi. Durante il cammino per l'illuminazione le montagne non sono più montagne e i fiumi non sono più fiumi. Dopo aver raggiunto l'illuminazione le montagne sono ancora montagne e i fiumi sono ancora fiumi. Quante volte ci capita di osservare il mondo che ci circonda con superficialità semplicemente perché tutte le cose che ci circondano sono lì da sempre e non ci poniamo tanto caso. Ma basta fermarsi un attimino a studiarle per cominciare ad avere degli interrogativi sull'esistenza stessa di queste cose che noi stiamo studiando. E molte volte non le capiamo e cerchiamo di pensare per sviscerare il funzionamento, l'essenza di queste cose. Nel momento poi che le abbiamo sviscerate, in realtà scopriamo che sono esattamente come le vedevamo prima. In realtà però subentra un concetto molto importante, ovvero la consapevolezza. Ecco, a me questa frase mi è stata detta da un mio maestro di arti marziali e penso che si possa applicare un po' a tutto, nel Go compreso. Parlando della mia esperienza con YouTube, prima di cominciare a usare YouTube in modo così importante, per me YouTube era una piattaforma attraverso la quale si potevano condividere pensieri e idee con tutto il mondo attraverso dei video. Quando poi ho cominciato a pubblicare i video del Go, ho notato che in realtà c'era un meccanismo dietro. Ci sono dei video che piacciono di più, dei video che piacciono di meno, ci sono delle visualizzazioni da ottenere, più video carichi, più la piattaforma ti pubblicizza e ti fa conoscere, cominci ad avere degli iscritti, questi iscritti ti seguono, però ogni iscritto poi ha un proprio gusto. Dopo essermi fatto tutte queste domande, quindi dopo aver messo in discussione la mia attività su YouTube, ma cosa faccio su YouTube, quindi le montagne non erano più montagne e i fiumi non erano più fiumi, adesso ho raggiunto la consapevolezza, ovvero che YouTube continua ad essere una piattaforma con la quale condividere le proprie idee con tutto il mondo attraverso dei video. Tutto questo pippone per raccontarvi che le mie vacanze stanno finendo, infatti mi vedete in questa veste un po' meno giapponese, forse un po' più western, qui dalle montagne del Cadore. È stata una vacanza che mi ha molto rilassato, mi ha portato a pensare un po' al futuro del canale e di conseguenza volevo appunto approfittare per dirvi che tra poco ricomincerò con il caricare i video e volevo chiedere anche, per chi lo vorrà, di lasciare sotto a questo video nei commenti un po' la propria idea, nel senso che io, per come ho lavorato fino ad oggi, tutti i video che ho caricato li ho sempre fatti per amore nei confronti del Go, che mi appassiona molto. E ho scoperto che mi appassiona anche molto divulgarlo, per quanto poco molti di voi mi stanno dando un buon riscontro. Questa cosa mi dà molta soddisfazione e mi spinge a documentarmi per poter rispondere alle vostre numerosissime domande. Noto infatti che tra di voi c'è chi è più affamato, per così dire, di nozioni tecniche perché ha appena cominciato e vuole sapere naturalmente come provare a risolvere i propri problemi tecnici, però ho notato che molti di voi non sono tanto appassionati al Go, ma piace sentire come espongo gli argomenti, al punto da trarne quasi una compagnia. Altri ancora che amano per esempio la rubrica sui Go Styles perché la reputano un mix tra un racconto e un qualcosa di tecnico. Ora, premesso che a me piace fare tutto questo tipo di esperienze, di video,
Mi piacerebbe però sapere a questo punto, non dico lanciare un sondaggio, però capire da voi quali sarebbero i veri contenuti che vi piacerebbe ascoltare sul mio canale. Ripeto, non saranno frequentissimi perché io non sono uno youtuber di professione, e lo faccio quando ho tempo, però appunto magari in questo modo potremo andare a soddisfare le vostre esigenze, cercando di creare dei contenuti che piacciono e in questo modo far crescere il canale. Grazie ancora per tutti quelli che mi stanno scrivendo via mail. Io ho notato che c'è stato una specie di boom, perché ho notato che di recente cominciano a scrivermi proprio tante persone via mail dove mi chiedono le cose più disparate, naturalmente inerenti al gioco del Go. Chi mi chiede dove reperire materiale di gioco, chi mi chiede delle tattiche, chi mi chiede di commentare gli SGF. Ecco, io ringrazio tantissimo queste persone perché se mi scrivono vuol dire che credono in me e non voglio assolutamente deluderle, per cui approfitto anche di questo video per dire: se non vi rispondo non preoccupatevi, prima o poi lo farò, ho pochissimo tempo, per cui ovviamente rispondo alle mail man mano che mi arrivano in ordine e cercando di essere il più esaustivo possibile. Come chi mi segue da più tempo saprà, io sono molto appassionato della cultura giapponese, per cui avevo pensato anche che nella playlist delle digressioni giapponesi, dove ho lasciato per ora poco spazio, potrei magari cominciare anche a raccontare lì qualcosa che esula magari un po' dal Go e può magari andare ad affrontare qualche storia, qualche racconto, qualche curiosità sul mondo del Giappone antico. Io vi ringrazio per l'attenzione, un saluto dal Cadore e ci vedremo molto presto con il prossimo video. Ciao a tutti!